Io credo che l'evolversi della partita è un po' il motivo di questa meritata vittoria di Riese, che ha combattuto e giocata con determinazione dal primo minuto. Noi abbiamo sempre più o meno rincorso la loro vivacità e il loro stare in campo con un passo deciso e con sicurezza. Abbiamo avuto piano piano la percezione di poter così portare la partita verso di noi, però poi dopo paghi la fatica, paghi delle imprecisioni che sono state dettate da magari un agonismo in meno che è venuto su un paio di situazioni da sotto, dove dobbiamo sapere che sono molto aggressivi e ci vengono addosso con agonismo. Queste cose qua poi le paghi, dopo paghi magari i tiri liberi soprattutto nei primi due quarti. Quindi voglio dire, è un evolversi che porta a partite che possono arrivare a avere finali di questo tipo qui, ma non si deve togliere niente a Riese. Noi dobbiamo capire che questo, se vogliamo essere concreti, è il primo tempo e andiamo a giocarsi il secondo tempo lì con la decisione che ci vuole. Questa secondo me è la semplicità dell'analisi. Poi se vogliamo complicarla possiamo vedere tanti aspetti, ma il gioco è fatto di errori, dobbiamo cercare di farne il meno possibile e di essere un attimino più cinici nell'affrontare la partita e, ripeto, le opportunità per poterlo essere le abbiamo appunto sciupato qualche pallone in più, abbiamo sbagliato un pochino troppo i tiri liberi e queste cose poi dopo quando tiri la riga del conto finale conta. Comunque con fiducia, perché ripeto, questo è il primo tempo. Sì, non è stata una partita bella dal punto di vista tecnico-tattico. Noi con la zona abbiamo cercato di limitare i post bassi perché sapevamo che con i vostri lunghi l'accoppiamento per noi fisiologicamente è molto difficile e abbiamo limitato in parte i danni e la differenza l'ha fatta dopo un time out forse, dove ci siamo incazzati, mi sono incazzato che non ci passavano la palla e con il palleggio non trovavamo nessun tipo di vantaggio. Abbiamo detto che per vincere questa partita, provare a vincere, dovevamo aprire il campo, mettere in moto i nostri tiratori sugli angoli e soprattutto passarci la palla, perché un passaggio in più si dice sempre che indebolisce la difesa, così è stato. Abbiamo trovato dei tiri importanti con i 5 piccoli, negli ultimi minuto e mezzo hanno pagato perché volevamo essere aggressivi sui cambi di pick and roll con Andreani. È andata bene, adesso domenica gara 2 tassello l'abbiamo fatto, sappiamo che non vuol dire niente, però abbiamo fatto una vittoria molto molto importante, sono contento per i ragazzi.